L'ipnosi è uno stato modificato di coscienza che il paziente raggiunge attraverso il lavoro dell'ipnotista che suggerisce una tecnica di induzione, no? Quindi per andare in modificazione il paziente deve sottoporsi ad una tecnica induttiva. Questa tecnica di induzione altro non è che suggerire al paziente di immaginare una cosa che può coinvolgere ad esempio l'immaginazione visiva, e allora si suggerisce ad esempio di osservare una mela, no? Mentalmente di immaginare una mela, oppure può coinvolgere l'immaginazione cinestesica, tattile, allora si può suggerire di immaginare di avere una goccia di colla fra le dita, fra i potastrelli delle dita, o ancora auditiva, e quindi a questo punto si può parlare ad esempio del cinguettio degli uccellini, dell'acqua di un ruscello che fluisce, delle onde del mare, eccetera eccetera. Attraverso queste tecniche, questi piccoli escamotage che comunque durano un certo momento, no? 5, 6, 10 minuti, il tempo giusto affinché il cervello del paziente possa immaginare realmente quello che l'ipnotista sta suggerendo. Quindi attraverso queste tecniche, piano piano o anche molto rapidamente, in base un po' alle abilità del paziente, si entra in stato modificato di coscienza. Questo stato è assolutamente dinamico, quindi non è uno stato lineare, è un dinamismo che porta la persona a, siccome noi stiamo parlando di onde cerebrali naturalmente, a passare ad esempio dalle onde della veglia, le onde beta, alle onde alfa che sono quelle della calma, della tranquillità, della concentrazione, alle onde teta che sono poi quelle della trance più profonda, addirittura le gamma, comunque noi rimaniamo sulle teta, e quindi c'è questo movimento. Più dura la seduta, più l'ipnotista ha la possibilità di andare in qualche modo a intercettare attraverso le sue parole quello stato più profondo, chiamiamolo così, in cui il paziente è più recettivo, e quindi attraverso la parola, attraverso la metafora, attraverso la storia, eccetera eccetera, l'ipnotista entra in qualche modo nell'inconscio della persona e fa il suo lavoro. È un lavoro che viene sempre concordato comunque, perché da psicoterapeuta vi dico come lavoro io naturalmente, e l'ipnosi è assolutamente uno strumento, l'abbiamo detto più volte anche stamattina, che viene utilizzato nell'ambito della psicoterapia. Quindi c'è chi la utilizza di più, chi la utilizza di meno. Io ad esempio in tutte le mie sedute bene o male dedico uno spazio all'ipnosi, però è pur sempre uno strumento, in quanto strumento viene utilizzato anche ad esempio insieme ad altri strumenti della psicoterapia. Quando devo affrontare insieme al paziente una problematica ad esempio di fobia, attraverso la teoria cognitivo, l'orientamento cognitivo comportamentale, si può esporre in qualche modo la persona all'oggetto fobico, allo stimolo fobico. Attraverso l'ipnosi cosa faccio? Non faccio altro che utilizzare gli strumenti cognitivi o comportamentali, quindi del mio orientamento psicoterapeutico, però in aggiunta, attraverso l'ipnosi, porto la persona ad uno stato molto più aperto, ad uno stato profondo, raggiungo molto più facilmente l'inconscio e quindi scavalcando così le resistenze, e la tecnica che propongo è molto più efficace. Non è soltanto molto più efficace, ma è anche molto più rapida, e anche questo lo abbiamo detto più volte stamattina, l'ipnosi è assolutamente un acceleratore. Quindi tutto quello che si fa in psicoterapia attraverso l'ipnosi possiamo ottenerlo più rapidamente, però perché avvenga ciò bisogna che il soggetto sia assolutamente ricettivo. Bisogna che il soggetto e l'ipnotista entrino in empatia, quindi già queste due cose non sempre avvengono, e comunque la qualità della trance, chiamiamola così, non è mai la stessa da soggetto a soggetto. Ci sono pazienti che entrano nella trance di cui parlava
prima il dottor Monella, cioè questa tipologia che è la trance in assoluto più profonda, in cui il paziente realizza tutto questo, ma soprattutto l'amnesia. Il discrimine, diciamo, fra la trance sonnambulica e gli altri tipi di trance è che alla fine della seduta il paziente ricorda o non ricorda. Se non ricorda è entrato in trance sonnambulica. Non è detto che si entri in trance sonnambulica subito, no? Durante la prima seduta, però un ipnotista esperto comincia già a cogliere i segni, comincia già a cogliere la fenomenologia, si rende conto attraverso, non so, un movimento che viene chiamato flutter palpebrale delle ciglia, delle palpebre, che effettivamente la persona è entrata in trance molto profonda, si rende conto dal fatto che si stia rilassando particolarmente, che ci sia una paralisi flaccida piuttosto che cioè la semiotica è vastissima, che il paziente sta seguendo quello che viene indicato dall'ipnotista e che quindi stia avvenendo quella che noi cerchiamo, che è la modificazione di coscienza. Però dicevamo, non è detto che già in prima seduta il paziente raggiunga questo tipo di trance, magari occorrono più sedute, magari ne occorrono 3 o 4, oppure una decina, non ha importanza, ma non è neanche così importante che il paziente raggiunga questo tipo di trance. Questa è la trance che ricercano moltissimo i medici, perché naturalmente non solo l'amnesia ma anche l'analgesia è totale in questo tipo di trance. È un'analgesia totale che si ottiene anche oltre nel 10% dei sonnambulici, nel 5% di vigili molto abili, che sono un po' lì al confine, sono fra i vigili e i sonnambulici. Tutto il resto della popolazione è vigile. Ce n'è ancora un piccolo numero, circa un 10-20%, con i quali è meglio non lavorare, o perché sono proprio refrattari, oppure perché hanno delle problematiche magari psichiatriche, sono dissociati, sono psicotici, quindi è meglio che se ne occupino, diciamo così, gli psichiatri tra l'altro che sappiano fare ipnosi, che la sappiano anche fare molto bene, anche se ultimamente, gli ultimi recenti studi eccetera eccetera, dicono che comunque, tant'è che anche noi la utilizziamo, sì, almeno se con utilizziamo noi che con l'esperienza che abbiamo, pur non essendo psichiatri, comunque lo utilizziamo ad esempio con i traumi, con le dissociazioni anche gravi, con pazienti bipolari eccetera eccetera, perché comunque l'ipnosi è uno strumento eccezionale che dà dei risultati che sono assolutamente auspicabili, quindi insomma chi la sa usare la utilizza. Però vediamo un po', vi racconto che cosa accade in una seduta di ipnosi. Allora, innanzitutto i bambini sono ipnotizzabili? Fino a che età e da che età si può ipnotizzare? Allora, diciamo che i bambini fino a 6, 7, 8 anni direi, e le persone un po' più d'età, quindi dai 75 in su, sono più suggestionabili che ipnotizzabili. Quindi questo cosa vuol dire? Che accettano in maniera acritica, diciamo così, le suggestioni dell'ipnotista. Tant'è vero che il bimbo non ha bisogno di avere tante spiegazioni, non ha bisogno di molto tempo anche per entrare in trance, entra in trance molto rapidamente, nell'arco di un minuto, qualche minuto, e la sua trance dura molto poco, è una trance breve. In quel tempo l'ipnotista deve in qualche modo intervenire, deve comunque riuscire a captare, diciamo così, il mondo interno del bambino per poter quindi lavorare e portare il bimbo al cambiamento. E questo avviene molto di frequente, si lavora benissimo con i bambini e bastano magari anche solo 1 o 2 sedute.
Invece cosa diversa accade con la persona adulta, diciamo dall'adolescenza fino a circa 70 anni, 75, invece più che di suggestionabilità, anche se anche questa fa parte dell'ipnosi, si parla proprio di un vero stato di modificazione della coscienza. Generalmente in una seduta di ipnosi terapia si dedica la prima parte chiaramente al colloquio, cosa che avviene in tutti gli orientamenti di psicoterapia, e dopodiché si stabilisce insieme o un obiettivo, quindi si può lavorare per obiettivi. Lavorare per obiettivi coinvolge più che altro il sintomo, ed è questo che un po' dicono, ci accusano, no, i detrattori dell'ipnosi, che l'ipnosi lavora molto bene sul sintomo e un po' meno diciamo sulla patologia. Questo non è assolutamente vero, questo viene detto da chi l'ipnosi la conosce poco. Chiaramente si lavora bene sul sintomo, ed è bene lavorare prima di tutto sul sintomo, perché quando una persona arriva in studio e magari non riesce a guidare, perché quando guida ha una potente ansia e poi gli arrivano gli attacchi di panico, ad esempio, quindi la vita è assolutamente difficile, perché magari non può raggiungere il luogo di lavoro, non riesce ad uscire, eccetera, eccetera. Mi sembra che lavorare sul sintomo sia assolutamente urgente e necessario. Attraverso l'ipnosi si lavora, appunto, cioè con l'ipnosi si lavora sul sintomo, la persona riesce quindi in qualche modo a contenere la propria ansia e a gestire i propri attacchi di panico. Dopodiché è ovvio che sarebbe bene lavorare sul perché, da dove arriva l'attacco di panico, che cosa significa per il corpo, che cosa la persona sta negando a livello mentale, perché chiaramente è il corpo che in qualche modo tira fuori il problema, quel problema che forse la mente non riesce in qualche modo a elaborare e a verbalizzare. Il problema è che a volte, raramente, però a volte le persone, una volta risolto il sintomo, facciamo finta di smettere di fumare, sono contenti così e quindi interrompono la terapia. In realtà è sempre bene dedicare uno spazio, che non è detto che debba essere uno spazio di anni, come avviene ad esempio con la terapia analitica, però uno spazio, almeno una decina di sedute, 10-15 sedute, anche in psicoterapia ipnotica, è bene comunque dedicarle e impegnarsi in un percorso di questo genere. Abbiamo ancora tempo? 10 minuti, sì. Va bene. Quindi questo è un po' quello che, grosso modo, per spiegare un pochino che cos'è l'ipnosi e come si fa psicoterapia ipnotica. Rimangono questi 10 minuti. Se volete io li lascerei alle domande, avete delle curiosità, ci sono cose che da stamattina e oggi non sono risultate chiare, avete, non lo so, dei dubbi, sì? Ci hanno detto che lei ha di orientamento cognitivo-comportamentale, sì. E innanzitutto mi stupisce come l'accoppiamento fra cognitivo-comportamentale e l'ipnosi, anche perché utilizza termini come subconscio. Allora, quindi volevo chiedere un po' generale della sua storia. Sì, no. Allora, l'ipnosi è uno strumento che viene assolutamente utilizzato anche nell'orientamento cognitivo-comportamentale, tant'è che ci sono degli insegnamenti. Qui a Torino, tra l'altro, la scuola cognitivista ha proprio delle lezioni, dedica dei weekend all'ipnosi. E non sono assolutamente in conflitto, anzi, ripeto, avere la possibilità di integrare gli strumenti di un orientamento, nel mio caso cognitivo-comportamentale, con l'ipnosi è un vantaggio notevole, perché come dicevamo, attraverso le MDR, piuttosto che fare l'installazione del luogo sicuro quando il paziente è vigile, io prima porto il paziente in trance, faccio l'installazione del luogo sicuro e poi mi rendo conto che si velocizza tutto il processo, no, di affrontamento del trauma.
Non sono in conflitto le due cose, assolutamente. Sì, poi è chiaro, si parla di inconscio, si può parlare di inconsapevolezza, si può parlare di mente profonda, poi però sono parole. Diciamo che la cosa importante è avere ben chiaro come funziona, no? Tutto quanto. Sì, però è un'ottima osservazione. Qui come diciamo, da lontano io non conosco davvero la psicoterapia quindi comportamentale nel mondo dell'ipnosi. Ma tu sei uno psicoterapeuta? Sono in magistrale per psicologia, quindi Molto bene, sono ancora in arrivo, ecco, però certo. a livello di apparenze e di quello che si racconta sembrerebbero due mondi un po' separati. Però Ma è una cosa che ho però appunto praticamente affrontato anche prima sul tema delle NDS sì. questa questione di magari una più forte sensibilità e quindi recettività. Assolutamente. E poi vorrei spezzare una lancia a favore della mia scuola che per quanto rigida comunque si sta aprendo molto, no? C'è tutta la terza ondata che include, si integra pratiche come le MDR, d'accordo, ma come la mindfulness ad esempio e tante altre che potrebbero sembrare magari non troppo comportamentiste, non troppo cognitiviste, però grazie a Dio insomma, io ho un sogno, no? Che si arrivi alla totale integrazione di tutte le scuole perché ogni scuola ha naturalmente gli strumenti che funzionano bene e altri che funzionano un po' meno bene, no? E sarebbe interessante fare un lavoro di questo genere, però credo che non succederà mai. Abbiamo avuto Roberto Farina, cognitivista, che ci diceva questa cosa: io sono cognitivo comportamentale sulla placchetta d'ingresso, poi io mi sento un psicoterapeuta, punto. Esatto, questo è bene dirlo, l'ipnosi è uno strumento di psicoterapia, della psicoterapia, quindi può essere utilizzato da ogni psicoterapeuta. Va bene. Sì, ci diceva che dovremmo chiudere perché siamo in ritardo, che Chiedo scusa perché noi siamo partiti un po' in ritardo per la questione tecnica, però siccome ci sono dei tempi un pochettino... Possiamo fare solo una domanda al signore che voleva parlare? Sì, in maniera sintetica. Rapidissima. Nell'ottica si è parlato di sintomi, per esempio della disosservazione da fumo, nell'ottica invece della ricaduta, no? Come gestire quel momento là, se c'è un buon margine di miglioramento oppure se in caso di ricaduta effettivamente avete delle difficoltà maggiori o minori, insomma, se vi capita. Ma allora, in un'ottica ad esempio di Clemente Prochaska, ok, sappiamo che la ricaduta fa parte del processo e di conseguenza gestiamo la ricaduta esattamente come parte del processo, non crea assolutamente nessuna problematica. Si rinforza magari l'ancoraggio, non abbiamo parlato molto dell'ancoraggio, l'ancoraggio è fondamentale. Anche dell'autoipnosi non abbiamo sì, parlato. però per la terapia è fondamentale perché l'ancoraggio dà possibilità al paziente di ritornare ad uno stato di benessere che sperimenta durante la seduta e che lo aiuta quindi ad affrontare ad esempio le dipendenze, ad esempio non so, le dipendenze da fumo, eccetera eccetera, e quindi a quel punto se l'ancoraggio in qualche modo non funziona e quindi la persona ha la ricaduta, si rilavora di nuovo sull'ancoraggio, si rinforza, si va avanti, comunque non è un problema. Allora, io volevo solo dire questo.